Il viaggio itinerante del videogiornale, tappa a Fontanelle, frazione a nord di Agrigento, sopralluogo con il consigliere Simone Gramaglia. Davide Saglia. A Fontanelle, dove già sono stati avviati gli interventi di riqualificazione urbana, proseguono i disagi per alcuni residenti. Ci è stata segnalata la situazione che continua ad imperversare in via Serra Ferlicchio. Nonostante infatti siano chiare le criticità della strada che più volte abbiamo attenzionato e malgrado questa rientri nel piano di recupero strade, gli uffici comunali hanno snobbato questa via, dando priorità a strade come la via Pancamo e la via Rossi, non incluse in questo piano finanziato dal CIPE. I disagi sono principalmente nel suolo della strada, ci sono buche che entrano completamente le macchine, le ruote delle macchine e tocca il suolo della macchina. I ragazzi con i motorini spesso vanno a ferire a terra e più volte il comune è stato costretto a pagare i danni. Qui non ci sono mai stati interventi? Mai interventi che sono stati in questa strada sono stati solo interventi privati da parte nostra. Mettiamo 20 euro, 50 euro ciascuno e rattoppiamo come abbiamo fatto ultimamente con il cemento. Abbiamo messo un po' di cemento perché non si poteva più camminare. Qui a Fontanelle stanno facendo dei lavori, l'impresa cosa vi ha detto? Quali rassicurazioni vi ha dato? L'impresa ci dicono è nel progetto, ci dicono che è nel progetto. Il sindaco è venuto qua a Fontanelle alcuni mesi fa e ci ha detto non possiamo fare nessun intervento perché è incluso nel progetto, però nel progetto come sono incluse tutte le altre strade che hanno fatto, in parte, non so se sono tutte incluse, è inclusa anche Serra Ferlicchio. Perché non la fanno Serra Ferlicchio? Sono venute più volte qua a macchia di leopardo, un po' fanno una strada, un po' ne fanno un'altra e in via Serra Ferlicchio, che è la strada che ha più necessità di essere sistemata, non vengono mai. La nostra preoccupazione è che se ne vanno questa strada non si farà più. Voi ovviamente pagate degli oneri di urbanizzazione. Noi abbiamo tutti pagato le spese di urbanizzazione al comune e il comune ha utilizzato i nostri fondi, i nostri soldi per altre cose. E questo non ci sta bene. Noi faremo di tutto, certo nella legalità, ma faremo di tutto. Il sindaco e chi per lui devono fare la strada. Problematiche ataviche anche in altre zone del quartiere. Oltre alle case popolari dove manca la pubblica illuminazione, sono da segnalare anche le situazioni che si registrano nel tratto di Viale Sicilia che raccorda Fontanelle a San Michele, dove il fondo stradale è ceduto ormai da tempo, ma sembrerebbe che l'amministrazione non se ne sia accorta. E sulle criticità di Fontanelle è intervenuto anche il consigliere comunale Simone Gramaglia. Fontanelle negli scorsi giorni ha visto una luce di speranza con l'inizio di questi lavori, anche se realmente c'è la preoccupazione di alcuni abitanti della zona dove non si vedono messi da parte nonostante le vie dove loro abitano sono contemplate in una relazione che è quella fatta dal provveditorato opere pubbliche, quindi genio civile, che dovrebbero rivedere praticamente il rifacimento del manto e tanti altri lavori che riguardano marciapiedi e muri sempre di proprietà comunale. Via Alessio Giovanni, che è questa che stiamo vedendo ad esempio, è una via dove viene contemplata dall'inizio alla fine, ma in questo momento è stata fatta solo e esclusivamente, forse perché la ditta sconosce che diciamo che l'inizio è da dove in questo momento sono aperti i cantieri, ma finisce al bivio con Viale Sicilia. Nonostante più volte è stato detto che sono stata fatta la consegna ai lavori, stanno riprendendo, è Piazza Primavera, quindi la piazzetta di fronte, per capirci, il centro commerciale dove c'è la farmacia, una piazzetta dove più volte, ripeto, il sindaco ma anche gli uffici hanno detto che hanno fatto la consegna proprio in questi giorni, mi sembra 2 o 3 giorni fa anche un consigliere ha ribadito la consegna dei lavori fatti, ma ancora ora non si vede l'inizio di questi lavori.